Il canto numero 90. Cieli e terra nuova, il Signor darà, in cui la giustizia sempre e giudicare sarà la carità. Cieli e terra nuova, il Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà. Vinta sarà la morte, in Cristo risorgerem, e gloria di Dio per sempre noi vivrem. Cieli e terra nuova, il Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà. I tuoi re divini, amore di verità, di pace e di giustizia, di gloria e santità. Cieli il Signore, in cui la giustizia sempre abiterà. Nel nome del Padre e del Figlio, che il Signore sia con tutti voi. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, siamo alla quinta domenica Quaresima che ci introduce nella settimana santa. Oggi la liturgia ci parla di risurrezione, di vita nuova. Abbiamo bisogno di aggrapparci a Cristo risorto per vincere la paura della morte e meritare la gioia della risurrezione con la vita nuova di Dio che solo Lui ci può dare. Per celebrare degnamente questa Eucaristia chiediamo al Padre che ci soccorra con il suo amore, con la sua grazia, con il suo perdono. Signore, che ci inviti al perdono, fratello, prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio dei viventi, che hai manifestato la tua compassione, Santo di Gesù, per l'amico Lazzaro, ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa e chiama alla vita nuova coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, viverà con te dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi conduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe, vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi lo spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Miracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Signore, misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il... Io spero, Signore, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attende al Signore, perché con il Signore la misericordia è grande, con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Dalla lettera di Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. O se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, villaggio di Maria e Marta, sorella, era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, colui che tu ami è ammalato. Allora questo disse Gesù:
malattia non porterà morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e loro, quando sentì che era malato, rimase per giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta dunque, come vide Gesù che veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Ma disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora qualunque cosa chieda a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello sorgerà. Rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose io: Signore, io credo che tu sei il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. E andò a trovare la sorella Maria. Quando quella arrivò, Gesù si commosse profondamente e molto turbato chiese: dove l'avete posto? Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì 4 giorni. Le disse Gesù: non ho detto che se vedrai la gloria di Dio. Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Morto uscì, piedi, le mani legate con bende, il viso avvolto con sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria per ciò che Gesù aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, ormai alla prossimità della Pasqua, la liturgia ci propone oggi l'ultimo segno messianico, secondo Giovanni, che è la risurrezione dell'amico Lazzaro, e questo è per Gesù la sua risurrezione e l'annuncio. Questi preparano a ricevere il battesimo nella vigilia della notte di Pasqua. Gesù
è l'acqua viva che appaga la nostra sete. Lo abbiamo ricordato 3 settimane fa, nell'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe. Gesù è la luce illumina la vita dell'uomo. L'abbiamo celebrato domenica scorsa con la guarigione del cieco di Gerusalemme. Oggi contempliamo Gesù, risurrezione e vita per noi, come lo è stato per Lazzaro, l'amico del Signore. Oggigiorno la scienza, la ricerca dell'uomo è tutta protesa alla difesa e anche al potenziamento della vita umana. Pensiamo ad esempio ai grandi progressi raggiunti dalla scienza, del Cina, della chirurgia, con la tecnica dei trapianti e le cure per ringiovanire i tessuti, per più sicura e longeva la vita. Eppure questa nostra società che si interessa per situazioni incomprensibili di morte e di negazione della vita, di eccidi, si contrappongono tante parti del mondo, si ha dei piedi, e giorni di vacanza, non solo la il diritto al suicidio. Veramente la morte continua ad essere il grande problema dell'uomo, ma Gesù è il solo che ha morte, e lui è il cammino della vita, come abbiamo letto. Tania Elia si era malato, Gesù l'infarto per Gerusalemme, e tu sei da fatto le sorelle mandano a dire Gesù è lontano, si trova oltre, non permetterà ai discepoli che lo accompagnano, dice: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, è perché per essa il Figlio dell'uomo sia glorificato. Dopo 2 giorni Gesù decide di ritornare in Giudea e dice ai suoi discepoli: Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. I discepoli non intendono, e Gesù con maggiore chiarezza ora si esprime in altro: Lazzaro è morto e sono contento perché voi possiate credere. Quando giunsero, Lazzaro era già morto da 4 giorni. Marta gli corre incontro e dice: Signore,
se tu fossi stato qui mio fratello, non so che qualunque chiede Dio dice di Gesù, fratello, risorgerà. E ma Signore, io c'era nell'ultimo. Marta, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se credo. E Marta, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire tra noi. Detto questo, Marta andò a chiamare la sorella Maria. Maria corse, dice al Signore, Signore, se tu sei morto. Gesù, vedendo piangere Maria e quanti la accompagnavano, freme di commozione e anche nel Vangelo ci dicono che Gesù piange per la morte dell'amico Lazzaro. Gesù è uomo come noi, ha il nostro cuore, prova i nostri sentimenti, soffre. Giunto al centro, trova la grotta con davanti una pietra, dice togliete questa pietra. Marta avverte, Signore, guarda che da già odore, è lì da 4 giorni. Marta, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Tolgo la pietra e Gesù prega il Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Sapevo che tu mi ascolti sempre. Gesù, perché questi comprendano che lui è Dio, è per proteggere. La scioglietelo e ritorno al concorso. Aveva compiuto molte dei fratelli. Racconto lezione di Lazzaro, il suo annuncio. Gesù è il solo che possa competere con lui, con la sua risurrezione. Gesù è la risposta di cui noi avevamo bisogno al della vita. L'uomo non può nulla contro la morte. Abbiamo l'esperienza, è il suo limite inviolabile, ma per chi male, ma che porta che sia alla vita di Dio. Per chi non crede le cose, per chi
non crede il morire in paura è un precipitare verso l'assurdità del nulla, ma per noi no. Per noi non è così. Noi, abbracciati a risurrezione e vita, noi guardiamo al futuro con speranza, gioia. Anche noi risorgeremo con Lui. Come Lui, Gesù ci ha promesso, chi crede in me avrà la vita eterna. E con questo pensiero alla vita guardiamo innanzi alla Pasqua ormai vicina. Facciamo la professione, il simbolo apostolico. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, Ponzio Pilato, morì e fu seppellito, il giorno risuscitò da salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti, lo Spirito Santo, la cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione del quelle le nostre vivi. Il Signore vita. Per noi battezzati e per i lasciare la fede in Gesù Cristo, generati a noi preparano al battesimo, guidati dalla parola no. Per i malati, i carcerati, tutti coloro che cercano conforto, spero della per nella risurrezione, noi ti preghiamo. Per quanti tra noi sono amare il dolore, Preghiera per reciti oggi di la bene. No. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Ricevuto questo dolore, nel cuore sentiamo
privo di vita. Ed è lo sei così. Viva la tua l'opre perché di accorto il ciò io dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa noce veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Poi egli pianse l'amico Lazzaro, Dio eterno lo richiamò dal sepolcro, oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e i santi per la tua gloria, la gloria del tuo volto. Insieme a loro proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calce
pace, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice, nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e creata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri alimentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono. Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua per Cristo, con Cristo e in Cristo. Dio tente, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora insieme preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo le nazioni, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, sembianza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi ai secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Forte sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 412. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi, prendete pane e vino, la vita mia voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. È Cristo il pane vero, diviso qui tra noi. Formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. Se poi la croce, in Lui tu regnerai, se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai. Verranno i cieli nuovi, la terra
Dio Onnipotente fa che rimaniamo sempre membri vivi di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Paio di avvisi. Oggi si realizza la colletta nazionale indetta dalla CEI come segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni terremotate della Siria e della Turchia. Le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno destinate a questa iniziativa. Venerdì 31 marzo, via Crucis, in santuario alle ore 18. In preparazione, domenica 2 aprile, solennità delle Palme, le Sante Messe osserveranno l'orario consueto. L'orazione delle 11 partirà dal chiostrino con la processione verso la chiesa, anche il coro Siqueris Cheriton. Lezione particolare della Quaresima: benedici, Signore, che attende e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace e a tutti una buona Santa Domenica. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, a vederla mia gioia e mio amore, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infonde mi nel viaggio e tra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla.